Il Novecento è un secolo dove è successo praticamente tutto. Nella storia dell'umanità è stato definito un secolo breve, ma è un secolo che al tempo stesso ha contenuto una quantità incredibile di cose. Io sono un forestale, sono della seconda metà del Novecento e sono nato in quel dopoguerra in cui l'Italia cresceva in modo esponenziale. Sono un forestale, ma sono di pianura, e questa è già una cosa strana, perché uno si domanda: ma cosa c'entrano i forestali in pianura? Ecco, io sono nato in una pianura dove negli anni 50 ancora c'erano ovunque degli alberi. La pianura veneta era una pianura che un tempo era coperta da foreste che poi sono state tolte sostanzialmente quasi dappertutto, come in poche altre parti d'Europa, ma che al tempo stesso era riforestata in modo diffuso perché gli alberi servivano all'agricoltura. Ogni azienda agricola aveva un patrimonio di alberi che coltivava attentamente per le sue funzioni. Ecco, nato in questo mondo, negli anni 60 ho visto arrivare i bulldozer, ho visto spianare tutto, semplificare, aprirsi il paesaggio, cominciare a vedere da un paese all'altro, e questo mi ha lasciato come un senso di angoscia profondo, e è stato forse la molla che mi ha portato poi a 19 anni a decidere di andare a studiare scienze forestali a Padova, e lì ho avuto la fortuna di incrociare una figura straordinaria che è quella del professor Lucio Susmel, che è stato un grandissimo ecologo forestale, ha fondato la scuola forestale di Padova e a noi giovani, a chi ha voluto poi raccogliere quel seme, ha lanciato dei messaggi importanti. Uno di questi è: cosa c'era prima di noi in questa pianura, prima che noi arrivassimo a coltivarla, a, tra virgolette, civilizzarla. Ecco, e proprio partendo dal lavoro di Lucio Susmel ho cominciato ad appassionarmi di quei boschi che non c'erano più, quindi non quei boschi che studiavo da forestale andando in montagna, i boschi di abeti, di faggi, di pini a seconda delle zone, eccetera, eccetera, ma i boschi che non c'erano più, i boschi di querce. E lì l'inizio di una passione che mi ha portato all'inizio a raccogliere ghiande, a seminarle. All'università mi sono appassionato in particolare di vivaistica, perché proprio avevo passione di questa idea di riseminare gli alberi e poi magari di riuscire prima o dopo a far rinascere qualche pezzo di bosco. E il caso ha voluto, fra l'altro da forestale avevo molta passione poi anche per gli animali, in particolare mi sono occupato sempre molto di uccelli, quindi posso definirmi un ornitologo, ed è successo così che un giorno, entrando abusivamente all'interno di un fondo chiuso che delimitava un territorio di una trentina di ettari dove l'acquedotto di Padova emungeva le proprie acque, mi sono imbattuto nel guardiano di questa zona che, oltre a chiedermi cosa ci facevo dentro, quando ha capito che ero un giovane forestale pieno di passione, mi ha detto: ma tu cosa faresti di questo terreno? A noi interessa solo come protezione per le acque dell'acquedotto. E lì proprio mi è venuta spontanea la battuta: ma io ci ripianterei un bosco. E questo l'ha preso molto sul serio, è andato dal suo presidente e ha detto: sai che la tua idea ci è piaciuta, lo rifacciamo un bosco. Ed è così che nel 1988 è nato il primo dei nuovi boschi di pianura. Dopo 200 anni dalla distruzione dei boschi veneziani, quando nel 1797 la Repubblica Serenissima decade, comincia la distruzione dei residui boschi di pianura che Venezia aveva costruito per avere il legname per la sua flotta. Sappiamo tutti che Venezia era una potenza sul mare, ma contrariamente alle altre grandi potenze economiche e militari del tempo non aveva un impero di terra, non era la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Prussia, anzi quello che c'era prima della Prussia, ho detto una stupidaggine, i vari stati germanici e così via. Venezia era sul mare e aveva un piccolo lembo di terra, che erano sostanzialmente il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia, qualche isola in giro per le coste della Dalmazia e poi del Mare Egeo, ma da questa terra doveva ritrarre il legno che le serviva, ed era per questo che in epoca veneziana
L'attuale Veneto e Friuli Venezia Giulia sono i territori in cui è nato qualcosa di rivoluzionario, cioè la gestione sostenibile delle foreste, perché Venezia è stata la prima a pensare a gestire in modo sostenibile le foreste e in parte ha ricostruito le foreste, perché aveva ricostruito artificialmente i boschi di querce che gli servivano per costruire i suoi scafi. Ecco, a me è capitato nella vita di trovarmi al posto giusto, nel momento giusto, con il bagaglio culturale giusto, avendo avuto un grande maestro, il professor Lucio Susmer, che mi aveva messo nel cervello questo seme, come a me piaceva piantare semi di querce, aceri e carpini, e quindi lì si è creato questa occasione che ho colto e ho progettato nell'88 il primo di tanti boschi di pianura che poi sono nati. Ecco, e mi piace ricordare che è stato un qualcosa di spontaneo dove altre persone, come è successo a me, hanno sentito il bisogno di ripiantare un pezzettino di quei boschi che non c'erano più. Pochi anni dopo ci siamo ritrovati, la prima volta fu nel 2002, quando in un paesino della provincia di Vicenza ci demmo appuntamento per festeggiare il 10° anniversario di uno di questi giovani boschi di pianura, il bosco di Campagna nel comune di Rosà. E lì scrivemmo il primo documento di visione, perché io, altri, piccole comunità, associazioni, comuni, sentivano l'esigenza di ripiantare un pezzo di bosco. E questo è contenuto in un documento che si chiama La Carta di Rosà, dal nome di questa cittadina dell'Alta Pianura Vicentina, dove un gruppo di cittadini aveva piantato il loro piccolo bosco. Ecco, da quel documento, è curioso, ha preso spunto una legge regionale, ci fu allora un assessore regionale aperto, illuminato, che prese quel testo, la Carta di Rosà, e lo trasformò in un progetto di legge che poi diventò una legge della Regione Veneto nel 2003, la legge numero 13, che è la legge del Veneto per la ricostruzione dei boschi di pianura. La Regione mise lì 5 milioni di euro e molti di questi spontanei costruttori di boschi di pianura cominciarono ad avere più forza, perché cominciavano ad esserci dei soldi importanti che arrivavano. Qualche anno prima c'era stato un regolamento europeo, il regolamento 2080 del 92, che aveva dato le prime risorse di cui tutta una serie di comuni, per esempio del Veneto orientale, si avvalsero. Ricordo tra tutti il comune di Sant'Ostino di Livenza, che andò a ricostruire su oltre 100 ettari gli antichi boschi che nell'ultimo dopoguerra erano stati rasi al suolo per fare spazio ai campi coltivati. Ecco quindi che delle risorse da un lato, quelle del regolamento 2080, poi della legge 13, diedero forza e struttura a un qualcosa che era nato in modo molto, molto spontaneo da cittadini e comunità locali. E tutto questo portò a un progressivo rifiorire di tratti di bosco di pianura, finché nel 2017 di nuovo questa comunità, questo insieme di uomini che piantavano gli alberi, per parafrasare il famosissimo libro di Jean Genot, si ridiedero appuntamento, questa volta in un altro paese che ha il nome di Sandrigo, e questa volta però si diedero un grande obiettivo e dissero sostanzialmente: se ai tempi della Serenissima la nostra pianura era coperta per almeno l'1% da boschi di pianura e poi siamo arrivati praticamente a zero, forse è arrivato il momento di darci un obiettivo ambizioso e di qui, ci vorrà tempo, ci vorranno decenni, di qui al 2050 tornare ai fasti di epoca veneziana. Questa è la Carta di Sandrigo che contiene questo obiettivo: al 2050 l'1% della pianura veneta sotto gli alberi, sotto le foreste di pianura, come ai tempi della Serenissima. Ecco, tutto questo fra da prodromo e prodromico rispetto all'installazione che oggi c'è qui all'interno di M9, ed è veramente significativo che questo museo dedicato al Novecento abbia deciso di dedicare un importante allestimento e una serie poi di eventi proprio per raccontare questa storia di boschi che nel Novecento prima finiscono di scomparire e poi cominciano a rinascere nel territorio della nostra regione.